È 2 giorni che insomma lavorate un po' a rilento. Certo, certo, tra ieri e oggi abbiamo visto un calo di clientela, sì. In compenso, il 31 di dicembre abbiamo avuto parecchio da fare. Sono giorni di lavoro a rilento per i gestori di pompe di carburante dopo la corsa al pieno del giorno di San Silvestro. Il ritorno delle accise ha portato un immediato rialzo dei prezzi, ma non è finita qua, confessano i gestori, che già pesa sulle tasche dei consumatori. Gli aumenti, ci conferma Simona, che gestisce questo impianto di Bassano, sono scattati con il rintocco della mezzanotte 2023. Noi siamo venuti qua la notte del 31 a cambiarlo poco dopo mezzanotte, ecco, perché appunto il decreto legge scadeva alla mezzanotte del 31 dicembre. Ai cittadini non resta che constatare amaramente come alla colonnina la quantità di carburante che finisce nel serbatoio sia inversamente proporzionale ai soldi da pagare. Meno benzina, conto più salato. Fatta anche a 1,69, 1,59, 1,69 ultimamente, quindi è aumentato un bel po'. È una delusione questa. Come tutto del resto, perché tra le bollette e cose varie, adesso che la benzina va bene così, andremo avanti come si può. Aumenta sempre di più la benzina. E in questo momento la gente non sa cosa fare e allora mette dentro 5, 10, 15, 20 euro. Forse beh, è alta la differenza, però bisogna accontentare, cioè serve quindi. Che cosa ne pensa di questo aumento secondo Siamo in mano di Dio, perché io non voglio approfondire in un discorso politico. Ormai ho una certa preparazione sia a monte e di età, preferisco tacere perché non c'è più niente da dire.